Puntata davvero speciale quella di oggi per Dolomiti e Prealpi Flash. Siamo nelle Dolomiti, al Passo Valparola, tra quelle montagne che proprio 10 anni fa furono dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Vogliamo ricordare questo importante traguardo con le nostre immagini, un piccolo viaggio attraverso la storia geologica di questi incantevoli luoghi. Venite con noi. 230 milioni di anni fa, in un mare tropicale, presero forma le Dolomie del Seth Sas e del piccolo Seth Sas, resti fossili perfettamente conservati di antichi atolli triassici. Il barone Ferdinand von Richthofen fu il primo a comprenderne l'origine nell'Ottocento, permettendo di interpretare altre meravigliose montagne dolomitiche come resti di isole tropicali fossilizzate. La nostra escursione nelle Dolomiti UNESCO inizia dal Passo Valparola, a quota 2168 metri sul livello del mare, e prosegue lungo il sentiero numero 23 che passa sotto i bastioni meridionali del Seth Sas. Notiamo uno splendido laghetto, le cui acque riflettono le bellezze che ci circondano. È un lago formatosi ai margini di quello che viene chiamato ghiacciaio di pietra, massi giganteschi crollati dalle grandi pareti sopra il ghiacciaio, che fino a 15.000 anni fa ricopriva questi luoghi, generando strane e spettacolari forme di flusso, costituite da dossi, depressioni e archi orientati nelle direzioni del lento movimento. Le Dolomiti sono iscritte dal 2009 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come bene seriale. Vuol dire che è un bene unico composto da 9 sistemi nel nostro caso, che vanno dal Trentino occidentale, quindi dal Brenta, fino alle Dolomiti friulane ed Oltrepiave, a cavallo fra provincia di Belluno e Friuli Venezia Giulia. Un bene molto esteso, sono circa 200.000 ettari, e questi 9 sistemi vanno intesi non come 9 siti, ma come 9 tessere che raccontano un'unica storia, eccezionale per tutta l'umanità per quanto riguarda l'importanza geologica che hanno le Dolomiti per tutto il mondo, e anche per l'estetica paesaggistica, per questa bellezza sublime che ha affascinato gli abitanti, ma soprattutto generazioni di viaggiatori che le hanno riscoperte, senza dimenticare che questo paesaggio è frutto del lavoro di secoli, delle persone che l'hanno costruito con un duro lavoro di sodamento. In questo senso fondamentali i ruoli delle regole, delle varie forme di gestione comunitaria e oggi dei parchi e delle aree protette. L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, venne istituita a Parigi il 4 novembre 1946 con la fine della Seconda Guerra Mondiale, per diffondere la pace e il dialogo tra i popoli attraverso l'educazione, la scienza e la cultura. Ma quali sono i motivi fondamentali dell'iscrizione delle Dolomiti nella lista del patrimonio dell'umanità? Sono un sito di grandissima importanza per le scienze della terra e per il paesaggio. La scienza della terra nello specifico, qui hanno visto il succedersi di grandi scoperte nel corso dei secoli che hanno portato l'attenzione internazionale a questi luoghi unici al mondo. La bellezza poi dei luoghi si interseca perfettamente con la storia geologica di questi territori, quindi i due criteri sono molto vicini e interconnessi. Riprendiamo il cammino e scendiamo di qualche metro in un piccolo canalone un po' esposto, dove un cordino metallico ci agevola il passaggio. Subito dopo, il sentiero numero 23 torna nuovamente dolce e particolarmente piacevole in vista della prossima meta, il piccolo Seth Sas. Una breve sosta per ammirare alcuni fenomeni molto significativi. Questo è un punto veramente chiave per intuire bene la struttura geologica di quest'area del Seth Sas. Abbiamo sotto delle rocce ocra, poi ancora una verticalità che però è fatta di dolomia, come ben si vede, e ancora poi tornano quelle rocce ocra che vediamo lì sopra. Bene, qui si gioca un passaggio fondamentale. Questo è il piccolo Seth Sas, sotto abbiamo rocce del mare profondo, la scogliera fossile di dolomia cassiana, e sopra ancora ritorna il mare profondo. Il piccolo Seth Sas rappresenta ciò che resta di un antichissimo atollo, rimasto allo stato embrionale.
Al contrario, il Set Sas principale nel corso del tempo si è sviluppato, raggiungendo le dimensioni che oggi conosciamo, creando un insieme unico nel suo genere, la montagna dei due atolli. Siamo sul sentiero 23, uno dei primi sentieri quindi tracciati sulle Dolomiti, molto bello, molto panoramico, ci sono intorno gruppi montuosi e montagne molto conosciute, qui di fronte a me c'è la Marmolada e anche da un punto di vista naturalistico è molto affascinante, ma io ho sentito dire che è particolarmente importante per quanto riguarda la scienza della Terra. Siamo in un posto dove è stata fatta proprio la prima scoperta, dove il barone von Richthofen, Ferdinand von Richthofen, ancora a cavallo fra l'800 e il 900, disse che per primo che queste montagne erano costruite da organismi marini. Non è questo l'unico posto dove sono state fatte le grandi scoperte, la Val di Fassa, Val di Fiemme, con il grande dibattito fra nettunisti e plutonisti, altri luoghi dove di fatto grandi scienziati si sono confrontati nel corso dei secoli. Non solo, questa cosa continua ancora, le Dolomiti infatti sono al centro dell'attenzione mondiale per le scienze della Terra. Si fanno scoperte di tutti i tipi ogni anno e per esempio una montagna come l'Atmar è la montagna al mondo col maggior numero di pubblicazioni scientifiche in assoluto a lei dedicata. E in effetti, guardandoci attorno, ci si rende conto che i luoghi sono davvero straordinari, non soltanto per gli scienziati che hanno fatto i primi studi più di un secolo fa. Dolomiti, dolci morfologie prative dove affiorano qua e là rocce scure, interrotte improvvisamente da imponenti pareti verticali di rocce chiare. Un paesaggio nato dal mare, un antichissimo arcipelago tropicale costellato di isole edificate nei millenni dall'incessante azione di batteri, alghe e coralli. È un panorama veramente spettacolare questo. Certo che immaginarsi un mare tropicale ce ne vuole. Beh sì, diciamo che l'acqua oggi non c'è più, però c'è quello che si depositava in fondo ai fondali che sono diventate delle rocce. Noi geologi possiamo leggerle e possiamo anche ricostruire quello che era l'antico paesaggio, l'antica geografia che c'era nel Triassico. Questa antica geografia è rimasta intatta proprio come era nel Triassico, più di 200 milioni di anni fa. È un paesaggio fatto di isole come la Marmolada o il Sella alle nostre spalle, intercalati a dei bracci di mare profondo come tutti i dolci prati che abbiamo qui alle nostre spalle. Se guardiamo ad esempio verso oriente, vediamo le grandi pareti delle conturines degli altipiani empezzani che ci dicono che questo atollo è diventato una piana costiera tropicale dove camminavano i dinosauri 200 milioni di anni fa, più di 200 milioni di anni fa. Quindi ecco, questa è una cosa eccezionale. Non ci sono posti al mondo con questo grado di conservazione dove possiamo leggere quella che è la storia del nostro pianeta. È la volta della cima Set Sas, che raggiungeremo a quota 2571 metri sul livello del mare senza particolari difficoltà, superando piccoli salti di roccia. Dalla vetta si gode un magnifico panorama, uno dei più belli delle Dolomiti. Le montagne che guardiamo in direzione di Cortina d'Ampezzo ci appaiono tutte uguali, ma osservandole bene, in realtà, ci si accorge di alcune differenze assai significative. Qua per esempio abbiamo davanti almeno 2-3 tipi di dolomie e di fatto si potrebbe in qualche modo inventarsi una separazione in grandi due famiglie, no? Diciamo così, di dolomia. Le dolomie stratificate nettamente, come si vedono bene sulla Tofana di Rose, sulle cime di Fanis, sulle Conturines, una stratificazione continua, regolare, e sono le dolomie solitamente più giovani, quelle legate alla fine del Triassico, mentre se guardiamo il Lagazzuoi, a parte la base e la cima che vediamo anche lì un po' distratti, ma la parte centrale è tutta amalgamata, confusa. Quella è una vera e propria isola carbonatica in crescita e quindi non ha dentro una stratificazione, ci sono dentro le rampe ma non si vede, le brecce, e quindi diciamo così potremmo dire che in Dolomiti, in qualche maniera molto semplificando, ci sono due tipi di dolomie, quelle stratificate e quelle massicce. Queste differenze nelle dolomie sono figlie di un mutamento nel paesaggio dolomitico avvenuto circa 230 milioni di anni fa, quando un cambiamento climatico provocò sul nostro pianeta enormi quantità di piogge che nei millenni trasformarono l'arcipelago in una vasta pianura costiera sottoposta all'azione delle maree.
Ed è proprio in questo ambiente che nelle Dolomiti comparvero i primi dinosauri. Vagavano sulla pianura in cerca di cibo, lasciando le impronte nel fango, le stesse che oggi possiamo vedere pietrificate sulle cime di alcune famose vette qui attorno. Qui davanti abbiamo le Conturines, un pochino più spostato sulla destra c'è il gruppo del Lagazzuoi con la valle che vedete qui entrare, arriva al Fannes. Girando chiaramente si incrocia la Tofana di Rozes e poi le montagne che guardano verso Cortina. Sempre guardandosi intorno a 360 gradi c'è il gruppo del CIR, Passo Gardena, il Passo Sella, un tratto dell'Alta Via numero 2, poi c'è il Passo Pordoi e si arriva alla Marmolada che è evidentemente facilmente riconoscibile. Finalmente un po' di discesa. Riprendiamo il sentiero numero 24 che taglia a nord l'immenso pianoro settentrionale del Set Sas. È un continuo saliscendi tra rocce, praticelli e boschi. Ancora qualche piccolo strappo in salita ed eccoci ormai alle porte del rifugio Valparola. In questi meravigliosi luoghi l'azione del ghiaccio, dell'acqua, delle frane mutano in modo continuo ed inesorabile il paesaggio, generandone la bellezza finale. E non c'è nulla di strano, perché tutte le montagne del mondo si distruggono, si disgregano un poco alla volta. Questo non deve essere visto come un fatto negativo, perché questa disgregazione è anche quel fenomeno che ha costruito questo bellissimo paesaggio che stiamo osservando, questo bellissimo paesaggio che abbiamo visto oggi, questo bellissimo paesaggio che ha fatto sì che queste montagne siano diventate patrimonio dell'umanità. Dolomiti, una magia che dura da milioni di anni, creata da grandiosi processi geologici e climatici che hanno plasmato il paesaggio e gli esseri viventi. Queste montagne non si sono formate in un preciso istante e nemmeno erano quelle che oggi osserviamo. Sono sempre state in costante evoluzione e per questo custodiscono un archivio storico del nostro pianeta formidabile ed unico al mondo. Spesso diamo per scontato che le Dolomiti siano una vetrina di bellezza immutabile. In realtà rappresentano un sistema fragile, oggi più che mai minacciato dai cambiamenti climatici per i quali l'uomo ha una grandissima responsabilità. Questi monti rappresentano un valore immenso per tutti noi. Per questo dobbiamo permettere anche alle future generazioni la lettura della storia geologica tra le pieghe delle rocce, ammirando lo stesso spettacolo che quotidianamente queste meravigliose montagne regalano oggi ai nostri occhi.